Panormus contro Buonpastore, 19ª giornata del girone A del campionato allievi Elite Under 17. Buon pomeriggio amici di Sportissili da parte di Nicolò Ciluff e benvenuti a Villa Sant'Alfonso. Le due formazioni, Panormus che si schiera con un 4-3-3, lo giudice che manda in porta lo Iacono, difesa 4 composta da destra verso sinistra da Liga, Provenza, Mattaliano e Boatta. Geraci e il play, le due mezzale sono Bellingardo e Cutrona, lì davanti il tridente composto da Rampulla, Fazio ed Imperato. A disposizione di lo giudice Prestigiacomo, Novara, Viola, Profeta, Quattrocchi, Trapani, D'Amico, La Motta e Chinnici. Risponde il Buonpastore di Emanuele Vitale con Picciuca, Campora, Di Marco, Gelardi, Sorrentino, Fertico, Devola, Lanza, Martinez, Napoli e Lopresti. A disposizione di Vitale vanno Costanzo, Callari e Gammicchia. L'arbitro è Francesco Ferrara della sezione di Palermo. 19ª giornata che si è aperta già con la vittoria del Trapani sul campo dell'Atena per 1-6, 4-4 tra Città di Gela e Vis Palermo. Il pari poi tra Gonzaga e Villabate per 0-0. L'urlo delle due squadre pochi istanti sarà calcio d'inizio nel primo giro al pallone che verrà dato dal Buonpastore oggi in maglia blu. Ultimi check da parte del direttore di gara. Si parte, è iniziata Buonpastore contro Panormus con il primo pallone gestito dalla formazione di Vitale. Prova a prestare alto subito il Buonpastore. Rampulla prova a passare la chiusura di Gelardi che mette in tackle in fallo laterale, rimessa con le mani per Liga che mette dentro, dove prova ad arrivare Imperato che calcia con il mancino e sblocca la partita dopo appena 45 secondi. Panormus 1, Buonpastore 0. Imperato è il nono gol in campionato di Simone Imperato, classe 2008. Almeno un minuto per sbloccare la partita qui a Villa Sant'Alfonso. Cerca di reagire il Buonpastore già nei pressi della metà campo della Panormus. La lascia passare Mattaliano. Può gestirla con calma dietro lo Iacono, lui che è rientrato alla Panormus dopo una stagione e mezza al Palermo. Adesso a disposizione di lo giudice due portieri affidabili, non solo lo Iacono, anche Prestigiacomo in panchina, lui che ha parato praticamente tutto il girone d'andata di questo campionato. Ancora Imperato, stavolta ce l'ha sul destro, il pallone rimane lì, Buonpastore spazia ed esce dalla confusione. Ferdico, Picciuca, va a lungo Picciuca, riesce a trovare Martinez che con una coscia prova a servire un compagno, dall'altra parte Fazio,
cerca di prendere posizione con il corpo, viene però allontanato. Quindi Geraci la tocca, Imperato prova a correre Cutrona, che però commette fallo, quindi calcio di punizione per il Buonpastore. Bellingardo, il capocannoniere di questa squadra, ma non solo, dell'intero girone A del campionato allievi under 17, sul secondo palo lo stacco di testa, sarà pericolosa la Panormus con l'inserimento proprio di Bellingardo, che ha colpito senza però centrare lo specchio della porta. Belli. Dal basso il Buonpastore con Picciuca, Sorrentino, cambio di fronte, c'è la corsa di Lanza che tiene in campo questo pallone, poi gioco di suola in scivolata, Rampulla mette in fallo laterale. Dentro l'area di rigore il colpo di testa provato da Martinez, potente sì ma non preciso lo stacco del classe 2008 che manda alto. Fa salire i suoi compagni lo Iacono. Non è perfetto il rinvio, c'è Devola, subito duplicata la marcatura sul 7 del Buonpastore, poi finisce giù Cutrona, il vice capitano di questa squadra. Fischio di Ferrara, calcio di punizione per la Panormus. Provenza. Bravo Matti! È vincente il pressing di Martia Martinez. È in corso anche la partita tra Calcio Sicilia e Academy Palermo, così come il match tra Fortitudo Bagheria e Cus. Oltre ai 3 anticipi giocati alle ore 15. La vittoria in particolare del Trapani, che ha vinto 6-1 in casa dell'Atena, si è staccato rispetto proprio alla Panormus di Totolo Giudice. Attualmente a 37 il Trapani, a 34 la Panormus, che è già in vantaggio però a Villa Sant'Alfonso contro il Buonpastore. L'andata tra Trapani e Panormus è terminata 1-0 in favore dei Granata, che in caso di arrivo a pari punti sarebbero più in alto rispetto alla Panormus. Sarà una lotta di fatto fino alla penultima giornata, se non oltre, tra le due squadre, visto che c'è lo scontro diretto in programma proprio alla 20ª giornata, il 9 marzo, Panormus contro Trapani qui a Villa Sant'Alfonso. Calcio d'angolo per la Panormus, c'è Geraci, va dalla bandierina sul secondo palo, lo stacco, risponde presente Picciuca e mette in calcio d'angolo. Aveva battuto benissimo Geraci, si è fatto trovare pronto l'estremo difensore del Buonpastore. Arbitro che richiama i calciatori presenti dentro l'area di rigore del Buonpastore. Palla che sfila, prova a leggerla Napoli, che è finito giù.
oltre a lui però un altro suo compagno dentro l'area di rigore di Picciuca, che poc'anzi si è reso protagonista con una gran parata dopo un colpo di testa sui sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Geraci. Nono minuto, 1-0 tra Panormus e Buonpastore. Decide fin qui la rete di Imperato. Dietro, Rampù, dietro, ok. Mattaliano prima di tutti. Fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore della Panormus. Palla lunga a cercare Cutrona, che prova ad andarsene, finisce giù, non c'è nulla stavolta secondo l'arbitro e quindi rinvio dal fondo per il Buonpastore. Sempre Mattaliano in mezzo a due, stavolta però la palla rimane lì ed è buona per Lanza, che punta l'area di rigore avversaria, puntuale la chiusura della difesa della Panormus. Poi Cutrona, tackle di Campora, ultimo tocco proprio di Davide Campora e quindi rimessa con le mani per la Panormus. Viene cercato Cutrona, che corre e con il corpo guadagna rimessa con le mani da Boatta dentro dalle parti di Fazio a colpire e invece Cutrona, facile però per Picciuca. Imposta dal basso il Buonpastore, cerca di pressare Rampulla a recuperare e Bellingardo, la palla non esce, anzi sì, secondo l'arbitro il pallone ha oltrepassato la linea laterale, quindi rimessa laterale per la Panormus con Liga. Fazio mette giù, o quantomeno ci prova, allontana Lanza dalle parti di Martinez a duellare con Mattaliano Calameio. Poi ancora il 5 due volte su Martinez, 3 addirittura Mattaliano, che però non riesce a servire Fazio. C'è spazio poi per Cutrona, anzi no, palla troppo lunga per la corsa del numero 8, rimessa laterale per il Buonpastore. Liscio di Mattaliano, che secondo l'arbitro non ha colpito Martinez, non è riuscito a prendere il pallone, questo sì, e certo poi era lì vicino Ferrara e non ha visto il contatto tra Mattaliano e Martinez. 12° minuto in corso, sempre 1-0 tra Panormus e Buonpastore. Lo Iacono, Geraci la fa passare, sono in due i calciatori del Buonpastore che di fatto si ostacolano a vicenda, quindi è rimessa per Liga. Cutrona va da Rampulla, la tiene in campo Rampulla, poi palla che sbatte sulla bandierina, alla fine è rimessa con le mani per la Panormus. Viene servito Fazio, che la tocca di testa, non basta però per battere Picciuca. Partenza flash della Panormus, che dopo di fatto 40 secondi di partita è passata in vantaggio. Formazione di Lo Giudice, che sta comunque continuando ad attaccare nella metacampo avversaria. Certamente il gol di Imperato ha messo in discesa questa partita, ma c'è tantissimo tempo
per le speranze del buon pastore. Prova ad arrivare Imperato, commette fallo però il numero 11, calcio di punizione per il buon pastore. Bellingardo, altro fischio e altra punizione per la Panormus. Abbiamo già detto della situazione di classifica della formazione di Lo Giudice, attualmente al terzo posto con un vantaggio di 4 punti rispetto al CUS e ad oggi a -3 dal Trapani, vista la vittoria nell'anticipo delle ore 15 del Trapani contro l'Atena. Mentre il buon pastore è al 9° posto in classifica in zona playout. 4 punti che separano la squadra di Vitale dal 7° posto, che significherebbe salvezza, quello occupato dall'Academy Palermo che è a quota 25. Boatta va da Bellingardo, ultimo tocco proprio del numero 7 secondo il direttore di gara, quindi invia dal fondo per il buon pastore. Quando sono volati via di fatto i primi 15 minuti di partita, poco meno. Palla lunga per la corsa di Devola, che si defila un po' troppo ma guadagna comunque rimesso laterale. Ferdico si appoggia a Picciuca. Mattaliano sempre a primeggiare nello stacco aereo. Si è aperto Lopresti, servito, poi si ripropone Rampulla, in qualche modo poi va da Fazio che però fa strappare il pallone da Ferdico, poi finisce giù e quindi fischio dell'arbitro, calcio di punizione. Una buona mattonella anche per mettere dentro questa palla sulla battuta, sul punto di battuta c'è Salvatore Lopresti che va proprio dentro il colpo di testa tentato da Napoli, raccolto da Loiacono, non aveva segnalato comunque fuori gioco l'arbitro, sarebbe stato tutto buono. Imperato ci prova poi con il sinistro Bellingardo, senza però andare vicino alla porta, difesa da Picciuca. In costruzione dal basso il buon pastore, la palla sfila, non è perfetto il controllo di Lopresti che poi va a battere la rimessa con le mani. Lanza, ci prova da fuori, facile per Loiacono, segnali di risveglio nel buon pastore che già in un paio di circostanze ha provato a sorprendere Loiacono. Brava a spizzare Fazio dall'altra parte, Rampulla va sul destro e calcia ad incrociare il tiro del numero 10 che va davvero vicino al gol del 2-0. Era stato bravo Fazio a prolungare la traiettoria del pallone, bravo anche lo stesso Rampulla a prendere il fondo per calciare verso la porta di Picciuca. Pressing alto della Panormus, Bellingardo ce l'ha sul mancino, tiro facile per Picciuca che ha preso di peggio oggi.
Devola a campo, adesso il Buon Pastore prova a prenderselo Devola, che poi calcia da lontanissimo senza impensierire Pietro Loiacono. Adesso è bella la partita con le due squadre che stanno cercando di costruire occasioni da rete da una parte e dall'altra. Infatti siamo già dall'altra parte con Geraci che finisce giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Occhio, occhio, occhio. È rimasto a terra però Gelardi del Buon Pastore, probabilmente colpito involontariamente da Geraci nello slancio. Corretta a mio avviso la decisione dell'arbitro di lasciar correre, poi ovviamente la botta alla testa e quindi gioco fermo quando siamo al 20° minuto di partita. Al primo posto nel girone A del campionato Elite Under 17 c'è il Calcio Sicilia con un vantaggio di 5 punti rispetto al Trapani secondo, con ancora chiaramente la partita della Panormus da considerare. Panormus che in caso di vittoria agguanterebbe proprio il Trapani al secondo posto. E non può che essere questo l'obiettivo della squadra di Lo Giudice, che vorrebbe chiudere al secondo posto e potrebbe anche avere un distacco di 10 punti dalla quinta in classifica, e questo le permetterebbe di saltare il primo turno dei playoff. In avanti il Buon Pastore, di testa la chiusura di Boatta. Campora va dentro dove c'è Fazio, rimpallo che favorisce Napoli, brava ad allontanare prima della conclusione del 10 la difesa della Panormus. Poi ultimo tocco di Lanza e rimessa con le mani per la squadra in maglia gialla. Impreciso qui Cutrona. Bellingardo a campo, poi Imperato lanciato da Bellingardo, c'era sul mancino, rientra, finisce giù, non c'è nulla, poi Bellingardo conclude, palo, rete, Panormus 2, Buon Pastore 0 al 22°, il gol di Bellingardo. È il 15° in campionato, si conferma capocannoniere del girone A. Palla che ha colpito il palo, si è infilata alle spalle di Picciuca, che non ha potuto far nulla, e quindi raddoppio della Panormus. Forse proprio nel momento in cui il Buon Pastore stava cercando di portarsi in avanti con maggiore insistenza, è stata brava la squadra di Lo Giudice a capitalizzare l'occasione con Bellingardo. Eccolo ancora il 7, che però stavolta sbaglia. Nel suo soccorso Mattagliano, Boatta. Sbaglia anche lui, quindi rimessa per il Buon Pastore. A metà della prima frazione di gioco,
conduce per 2-0 la Panormos. Martinez rientra sul destro, poi l'appoggio per Lanza, murato il suo tentativo e quindi possibilità di contropiede per la Panormos con Geraci che si ripropone poi in sovrapposizione. Imperato vede Bellingardo, ce l'ha sul destro, preferisce andare da Rampulla, ne salta uno, poi in scivolata la chiusura di Ferdico, calcio d'angolo per la Panormos. Aspetta. Dall'altra parte del campo è rimasto giù Davide. Sorrentino, calciatore 2008 del Buonpastore, quindi gioco fermo. Sappiamo che questo sale e c'è un tino che scende. Ma prima lo deve fare. Necessario l'intervento della panchina per soccorrere Benny Sorrentino. Panormos che è reduce da ben 3 vittorie consecutive, l'ultima in casa dell'Academy 1-3 grazie ai gol di Bellingardo, Imperato e Rampulla, di fatto 2/3 del tridente offensivo. Oggi hanno già firmato il punteggio sia Imperato che Bellingardo, manca solo Rampulla all'appello che è andato già vicino in un paio di circostanze. Sono in 3 i calciatori della Panormos nei pressi della bandierina. Adesso 2, vediamo se provano uno schema. Area di rigore praticamente deserta, tutti partono da fuori. Va Rampulla a mettere dentro dalle parti di Mattagliano, poi Cutrona da fuori, ci prova e calcia. La risposta di Picciuca, palla che rimane lì, allontana in qualche modo la difesa del Buonpastore. Bravo Cutrona a coordinarsi con precisione e anche potenza, bravo anche Picciuca a dire di no. Siamo già dall'altra parte con lo Iacono che allontana più che può, mentre la panchina del Buonpastore ha mandato a scaldare 2 calciatori, visto il problema di Sorrentino che comunque è rientrato sul terreno di gioco. Aiuta. 27esimo, 2-0 tra Panormos e Buonpastore. Mette dentro Di Marco a colpire e Provenza spintonato, e quindi calcio di punizione per la Panormos. Invio lunghissimo di Lo Iacono, poi Fazio prova a prendere posizione in mezzo a 2, usa un po' troppo le braccia e poi colpisce anche con la testa, o meglio pardon, con la gamba la testa di un avversario, e quindi punizione già battuta per il Buonpastore. Scappa dietro, Gabri, scappa dietro, va! Lanza, bravo, in ripiego Rampulla. Tesserato a dicembre Gabriele Rampulla nella Panormos, ex Palermo, mancino che gioca a destra, chiama a centrarsi per concludere con il suo piede preferito. Eccolo qui che spazza proprio con il sinistro, diventa quasi un assist per Imperato che però ne ha 2 addosso, e più di quel che fa non può certamente riuscire, poi da terra commette fallo, calcio di punizione per il Buonpastore. Gabri, prima, ga! Il palleggio della formazione di Vitale che prova ad uscire,
Martinez lancia Devola prima di lui la chiusura di Provenza, puntuale il difensore della Panormos. Martinez va sul secondo palo dove però c'è Rampulla, poi cicca il pallone Gelardi, rimane lì la conclusione molto velleitaria di Sorrentino che sembra essersi ripreso, e questa è una buona notizia specie per Vitale che ha soltanto 2 calciatori di movimento in panchina più il portiere Costanzo, trattasi di Callari e Gannicchia. Bellingardo raccoglie sul sinistro, cerca una luce per provare anche a concludere, gli strappa però il pallone Martinez che poi è impreciso e quindi rimessa con le mani per Boatta. Boatta lungo da Cutrona che spizza per Fazio, pallone che attraversa praticamente metà abbondante dell'area di rigore. Picciuca. Quando siamo alla mezz'ora di gioco, Martinez, cerchio di centrocampo con fame e cattiveria, gli strappa via il pallone Geraci. Rampulla rientra, ne salta anche un secondo di avversario, poi ancora un altro, trattasi di Martinez, si fa praticamente tutto il campo in orizzontale e poi sbaglia però la cosa più semplice, ovvero l'appoggio per Cutrona. Picciuca. Hai fatto 40 metri di campo, la palla corre più veloce di te, Gabriele. Da qua. Lanza. Chiuso l'1-2 con Napoli. Arriva però prima di tutti Liga. Palla che sfila, Imperato. Stop di petto però che non gli consente di accentrarsi, bensì l'opposto, e quindi agevola la chiusura della difesa del Buonpastore. Facile la presa di Picciuca, non poteva arrivare Fazio in questa occasione. Va Picciuca, trova però la testa di Liga, fallo e quindi punizione per il Buonpastore. Fazio. Gioca però. Provenza. Bellingardo. Deviazione che favorisce la corsa di Campora, prova a strapparglielo Imperato in suo aiuto, arriva Geraci. Serie di finte di Geraci che entra dentro l'area di rigore, non c'è nulla. Va Boatta direttamente per la presa di Picciuca. Picciuca che sbaglia poi il rinvio. Lascialo, comincia a lasciarlo, ok Andrea, comincia a accorciare, perfetto. Occhio, segui lui, ok, eccola qua. Mattagliano con una spalla di fatto chiude l'avance del Buonpastore. Mettiamola giù. Liga non trova Rampulla, serie di colpi di testa, poi Napoli cerca di mettere un po' di ordine ma davanti a sé ha Bellingardo che lo chiude.
Vediamo se la mette dentro Mattagliano, difesa delle Buonpastore molto bassa e quindi Mattagliano gioca corto per Bellingardo, Provenza, Mattagliano, pressing delle Buonpastore, palla spazzata nella metà campo avversaria, prova ad impegnarsi Boatta, non può arrivare, cerca di uscire palla al piede poi il Buonpastore. Napoli col tacco, bella la giocata a liberare la corsa di Lanza, altro tacco, o meglio suola stavolta per Napoli. Martinez ce l'ha sul sinistro, se la porta sul destro e poi però commette fallo involontariamente su Bellingardo che rimane giù claudicante, il numero 7 della Panormos. Fischio puntuale del direttore di gara e quindi calcio di punizione, la Panormos che può rifiatare e riordinare le idee. In uscita palla al piede Mattagliano, Cutrona ne ha due addosso, finisce giù, fallo. Mattagliano cerca l'effetto sorpresa, non può arrivare Fazio. Va Liga dentro per Cutrona, altro fischio dell'arbitro, stavolta però la punizione per la squadra in maglia blu. Belli. Ok. Fermati, Gabri, fermati qua. Segui lui, eccola. Preciso il rilancio di Picciuca, poi cerca di scappare via Rampul, fa una bella giocata che libera il movimento di Fazio. Picciuca prima di tutti, era stato molto bravo Rampulla, quasi con la punta a servire Fazio che si era gettato bene alle spalle della difesa avversaria. Attenzione dall'altra parte a Devola che però va a sbattere sul muro. Giallo-nero quest'oggi, nella fattispecie la chiusura di Mattagliano. Pallone battuto dentro, Mattagliano di testa, poi Boatta rimane lì, buona per Campora che ricrossa e cerca Martinez, un po' difettoso però l'aggancio del numero 9. Poi retropassaggio abbastanza rischioso per Picciuca che si libera del pressing di Rampulla in qualche modo. Poi Bellingardo recupera palla, si centra sul mancino, lo libera facile per Picciuca. Bravissimo. Napoli verticalizza per Devola che riesce a tenere il pallone in campo sulla linea, sul perimetro dell'area di rigore. Devola che poi prova a crossare ma colpisce di fatto in pieno Mattagliano e sul rimpallo l'ultimo tocco è il suo, quindi rimessa per la Panormos. Geracci, quasi ostacolato anche dal direttore di gara, cerca spazio per la conclusione Martinez. Murata, eccolo ancora il 9 che ne ha 3 addosso, non ha il tempo di ragionare e quindi Cutrona lungo per Fazio, imprendibile questo pallone di Cutrona. Aspetta, ferma qua, occhio, vieni dietro, ok. Giocare. Bellingardo gioca corto, sbaglia però il passaggio Bellingardo e quindi altra possibilità per il Buonpastore. Napoli mette fuori Liga. 38esimo, 2-0 tra Panormos e Buonpastore.
decidono fin qui le reti di Imperato e Bellingardo. Napoli raccoglie fra le linee, è accerchiato da maglie gialle, si appoggia a Martinez che va dentro, finisce giù, lanza, non c'è nulla secondo l'arbitro, calcio d'angolo però per il Buonpastore. Erano stati bravi i calciatori qui del Buonpastore a cercare, a trovare lo spazio per liberare la conclusione di Lanza, anticipato però sul più bello, ne manda 2 a scaldarsi lo giudice, quasi a dare un segnale ai suoi ragazzi dopo l'occasione avuta dal Buonpastore. Bravo! Partito in fuorigioco Imperato, mentre è a terra un altro calciatore del Buonpastore, trattasi di Gelardi che però si rialza adesso. Va a lungo Ferdico, Napoli si appoggia, Sorrentino, spazio per Gelardi che però scarica senza servire nessun compagno e quindi contropiede della Panormus con Imperato che ha 4 calciatori del Buonpastore nei suoi pressi, quindi non riesce a creare superiorità numerica. Poi Geraci, serie di finte, palla bella per Rampulla, la chiusura però della difesa del Buonpastore. Adesso squadre un pizzico lunghe in questo finale di primo tempo, cerca di mettere un po' di ordine Lanza. Napoli chiuso da Cutrona, Bellingardo con il mancino a pennellare per Imperato, poi la pressione del 7, esce in qualche modo il Buonpastore con Martinez. Gelardi legge bene la traiettoria a Rampulla. Bellingardo, il taglio all'incrociare di Imperato, viene però fermato prima il pallone, poi Cutrona nello slancio commette fallo. Bravo Geraci ad alzare la pressione, poi non è altrettanto bravo a servire Imperato. Rimessa con le mani per la Panormus. Occhio, stanno giocando. Gelardi. Una delle ultime occasioni di questo primo tempo, cerca di chiudere in avanti il Buonpastore. Rampulla ha tanta gamba, cerca di dimostrarlo. Siamo già dentro l'area di rigore del Buonpastore. Rampulla, crossa, deviazione e calcio d'angolo per la Panormus. Quando siamo al 43esimo di partita, 2-0 il punteggio. Dai. Qualche screzio tra Sorrentino e Geraci che va con calma a battere questo calcio d'angolo. Sorrentino che cerca di velocizzare le operazioni.
partono sempre tutti fuori, tranne Imperato dall'area di rigore. I calciatori della Palermus. Va Geraci, forte questo calcio d'angolo. Poi Bellingardo se la porta sul sinistro di prima, poi il cross di Provenza. Geraci, Rampulla, chiusura perfetta da parte di Gelardi. E altro corner per la Palermus che cerca di chiudere in avanti. 44esimo, un minuto e mezzo più recupero alla fine della prima frazione di gioco. Bellingardo, la botta da fuori di Rampulla che finisce in fallo laterale. E occhio al Buonpastore che vuole provare a prendersi questo finale di primo tempo. Lo fa con Devola che finisce giù, il fallo però l'ha commesso lui e quindi calcio di punizione per la Palermus. Caccialo sto cartellino! Gabri, lì c'è, lì c'è. Ultimi sgoccioli di primo tempo con il possesso del Buonpastore. Viva ancora! Senza recupero si chiude la prima frazione di gioco. 2-0 il parziale tra Palermus e Buonpastore. Decisive fin qui le reti di Imperato e Bellingardo. Voi restate connessi sul canale YouTube di Sportissili. A breve la diretta del secondo tempo di Palermus contro Buonpastore, 19esima giornata del girone A del campionato allievi Elite Under 17. A tra poco. La sfida tra Partinico Audace e Marsala. Marsala adesso si è rilanciato quest'anno, che stesso in classifica vuole subito recitare un ruolo da protagonista in questa partita con un gol segnato, anche se fuori gioco. Cascione, Amiri, Fili, viene in appoggio Pulizzi, poteva lavorare di sponda per D'Amico, infatti questa è la giocata ragionata e pensata dal Partinico Audace per uscire dal pressing avversario. Ancora Giorgio Pulizzi, un tacco, esce molto bene la squadra da Benante con Scardini, si butta nello spazio Drago, Scardina a cercare Butera sul secondo palo, c'è anche Daniel Longo pronto per andare, alla fine rimane fermo, è uno schema, batte il colombiano, poi altro tentativo che si spegne sul fondo, il pallone allontanato, Scardina di testa, scrozzo, l'apertura favorevole per Daniel Longo. Prova ad accelerare l'ex cinesi, riesce anche a saltare un uomo, poi la verticalizzazione all'indirizzo di Butera, ma non è andata a buon fine la scelta del 7. Adesso pressa forte il Partinico, esce malissimo il Marsala, il pallone arriva sui piedi di Scardina, Pulizzi dal limite, il tocco per Butera, scambi veloci, va giù in aria Pulizzi, dice no il direttore di gara. Ancora una volta Rallo prova il cross, allontana come può Pulizzi, poi prova ad andare Vito Bono, il cross di Genesio, la palla passa, Sapienza e Cascione la tiene lì, grande opportunità per il Marsala, rinvio lunghissimo all'indirizzo di Carovana, ma la difesa del Partinico Audace ha letto bene il tutto, poi Butera lavora di sponda per Longo che apre il gioco da scrozzo, verticalizza nello spazio da Scardina, sembra regolare, Scardina avanza, messo giù e ancora una volta il direttore di gara dice che non c'è nulla. D'Amico, Fili, Amiri, Viscuso, cercare Longo, con il lancio riesce anche a prenderlo Longo,
può pensare al tiro da lì, Longo col sinistro, certa veemenza, poi Filì forse ha rischiato qualcosa l'ex Casteldaccio, ma alla fine Scrozzo ripulisce il tutto, apertura all'indirizzo di Longo che cerca di cambiare e ribaltare il fronte, il pallone arriva a Butera, lo mette giù Maranzano, c'è spazio per sfondare il 13, messo giù, Butera in area, fuori gioco, Viscuso, va semplice da Filì, poi Maranzano, Butera prova a restituire il favore, poi arriva il pallone a Scrozzo, cercare Scardina, buon lavoro del numero 11 che libera un enorme spazio per Scrozzo, cercato Longo, elude una pressione dell'avversario ma poi non riesce a sfruttare quanto prodotto dall'ex Cus Palermo. Nettamente meglio questo secondo tempo rispetto ad un Marsala sterile e inoperoso dalle parti di Cascione. Occhio a questo errore di Scrozzo che regala la ripartenza al Marsala di 8 opportunità, grande scivolata di Maranzano che salva e poi D'Amico allontana, contatto regolare di Pulizzi, il lancio di Scrozzo a cercare Longo che va sul suo mancino a cercare Butera, errore in uscita da parte del classe 95. Occhio a questo lancio, esce Cassione con i pugni, poi D'Amico commette fallo, deve stare attento perché ha ammonito, prova a metterla giù, non ci è riuscito, poi D'Amico legge l'anticipo e apre il gioco da Giorgio Pulizzi per andare all'1 contro 1, ancora Pulizzi in verticale a cercare bene Butera che calcia esterno della rete, rimessa giocata adesso a Maranzano, come sempre un giocatore del Marsala a terra, poi Viscuso atterrato, rimessa Partinico, c'è ancora speranza, ci sono ancora minuti, rimessa lunga di Maranzano, buona sponda di Butera, il tiro e il miracolo di Barbera, questa punizione battuta adesso, colpo di testa, palo, sulla ribattuta, e gol! E la rete di Gabriele Butera! E la rete di Gabriele Butera! Secondo gol, verde! Torna a segnare, dopo il gol all'Iccarezze, a tempo scaduto Butera! Viscuso, allontana Casumano, triplice fischio, vince il Partinico Audace 1-0, esce sconfitto il Marsala! E quindi torna a ricandidarsi in zona playoff la squadra neroverde battendo una diretta concorrente, chiaramente in attesa di comprendere i risultati dagli altri campi, ma quello che conta è l'1-0 firmato Gabriele Butera. Abbiamo segnato, se non erro, a 2, 3, 4 minuti dalla fine, comunque siamo sempre lì, è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e quindi sono contento, sono partite complicate. Abbiamo avuto l'opportunità di sbloccarla nel primo tempo durante la gara, poi è chiaro che quando non la sblocchi la squadra avversaria prende coraggio, prende coscienza. L'Alcamo era una signora squadra che ha giocato a calcio, ha un bravo allenatore che conosco che fa giocare le sue squadre bene e così hanno fatto. Una partita tirata, sicuramente c'è stata l'azione che ha fatto Cristian Ferrara, ha fatto un'accelerazione veramente da grande giocatore, alla fine non avendo Stassi fuori e Morana fuori era difficile. Oggi ho cercato di inventare le punte, poi alla fine ho messo lui lì proprio per cercare di avere una delle sue sgroppate in accelerazione e così è stato. Da una sua accelerazione è nato poi il gol. Sono contento che il gol l'abbia fatto Toto Bonanno, che io stimo tantissimo come giocatore, però per alcune vicissitudini, una volta per un motivo, una volta per un altro, forse lui si sente poco importante per la nostra squadra, ma non è così, gliel'ho detto durante la settimana e le settimane precedenti, quindi sono contento che lui appena entrato ha portato questi 3 punti e che prenda coraggio anche lui, che è importante per noi come tutti gli altri. Ma noi non ci siamo mai nascosti, abbiamo un sogno che lo vogliamo fare diventare realtà, quello di centrare i playoff. Io avevo detto all'inizio che le prime 5-6 partite delineavano le squadre che ambivano a questo importante obiettivo e così è stato. Infatti ora siamo a metà del girone di ritorno e la classifica è molto delineata e
quindi c'è bagarre. Oggi, se i risultati sono confermati, il Marsala ha perso a Partinico, quindi siamo a 5 punti dalla quinta, ma domenica andiamo a Marsala, significa che il campionato non è mai chiuso. Ogni domenica ci saranno scontri diretti, ancora col San Giovanni Gemini, col Marsala, col Piana. Ce la dobbiamo giocare, è duro perché la classifica sembra corta ma non è così. 2 settimane fa eravamo a 4 punti dalla Parma, ma poi abbiamo perso lì e adesso siamo a pari punti, così come il San Giovanni Gemini. Sono tutte squadre attrezzatissime, sappiamo le difficoltà che incontreremo a giocare contro queste squadre, però ce la metteremo tutta, il lavoro settimanale alla lunga paga e daremo battaglia anche noi fino alla fine. È brutto perché una di queste 6 squadre, anche se penso che San Vito e San Giorgio sono le accreditate a lottare per la vittoria del campionato, la Palmonval stessa secondo me ha avuto qualche problema di squalifiche, Carioto, erano le squadre più attrezzate per vincere questo campionato. Le altre, diciamo, forse in termini di aspettative eravamo non interessati ad arrivare ai playoff e non alla vittoria del campionato. Sarà bagarre fino alla fine, noi ci crediamo, vogliamo centrare uno di questi 5 posti e ci impegneremo per farlo. Si è chiusa sul punteggio di 2-0 la prima frazione di gioco tra Panormus e Buonpastore. Decisive le reti di Imperato e Bellingardo in questa che è la 19ª giornata del girone A del campionato allievi Elite Under 17. Tutto pronto per il secondo tempo tra le due squadre che parte adesso, e allora mettetevi comodi per la seconda frazione di gioco in questo che è un match molto delicato, specie per la Panormus in piena corsa per il secondo posto in classifica. Buonpastore che va a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Buonpastore che è in avanti. Andiamo a fare un rapido riepilogo delle due formazioni. Tutto giudice che schiera un 4-3-3 con lo Iacone in porta, in difesa Liga, Provenza, Mattaliano il capitano e Boatta, il play è Geraci, le due mezziali sono Bellingardo e Cutron, lì davanti il tridente composto da Rampulla, Fazio ed Imperato. Risponde il Buonpastore di Vitale con Picciuca, poi attenzione al possesso della Panormus, dicevo, con Picciuca, Campora, Di Marco, Gelardi, Sorrentino, Perdico, Devola, Lanza, Martinez, Napoli e Lopresti. Nessun cambio fin qui.
per i due allenatori. 0 anche i cartellini gialli estratti dall'arbitro Francesco Ferrara della sezione di Palermo. Calcio d'angolo per il Buon Pastore, che è partito con il piglio giusto in questo secondo tempo. Il colpo di testa da parte di Campora in qualche modo riesce ad allontanare la difesa della Panormus. Pallone ancora messo dentro per Martinez, che poi nel modo di calciare colpisce in pieno Geraci, e quindi calcio di punizione per la Panormus. Con calma va alla battuta lo Iacono, lungo a cercare Fazio, che però viene sovrastato, rimessa con le mani da Panormus. Martinez a duellare, riesce a recuperare questo pallone, si getta in avanti il Buon Pastore con la corsa di Lanza, ottima chiusura da parte di Mataliano, ottimo avvio del Buon Pastore in questo secondo tempo. La formazione di Vitale sta spingendo tanto, ancora rimessa battuta veloce, finisce giù Lanza, non c'è nulla secondo il direttore di gara, pallone che viene raccolto da lo Iacono. Forte Simo, bravo ancora. Imperato 2 volte, la palla rimane lì e per poco Fazio non ne approfitta, va poi a pressare pure il portiere Martinez. Lanza, tocca per Napoli, palla che sfila out, rimessa con le mani per la formazione in maglia blu. In qualche modo Mattaliano allontana, deve cercare di tenere palla nella metà campo avversaria la Panormus per contenere il Buon Pastore. Ci prova adesso con la corsa di Cutrona che finisce giù, e calcio di punizione per la Panormus. Non particolarmente d'accordo i ragazzi di Vitale con questa scelta di Ferrara. Resta comunque la possibilità per la Panormus, con la punizione che verrà battuta da Geraci. 2 in barriera per Picciuca. Va Geraci, direzione secondo palo, la palla rimane lì, ci prova da fuori Rampulla, deviazione, rimessa laterale per la Panormus. Boatta mette lungo sul secondo palo, dove Cutrona non riesce a colpire verso la porta, poi cerca spazio ma non lo trova Rampulla. Martinez di testa, poi Bellingardo viene a dare una mano. Due cambi per il Buon Pastore. Escono Sorrentino e Lopresti. Dentro Callari e Gammicchia, e quindi di fatto resta solo il portiere Costanzo in panchina nel Buon Pastore. Gli unici 2 giocatori di movimento già inseriti da Vitale. 52esimo e vivace questa seconda frazione di gioco. Va Campora con le mani, Mattaliano prima di tutti, poi Imperato prova a tenere palla prima di lui
però Ferdico poi se la trascina fuori, quindi rimessa con le mani per la Panormus. Mattaliano colpisce in pieno Devola, poi attenzione alla possibilità per il Buon Pastore con il filtrante di Lanza, bravo a rientrare verso la sua porta, poi Mattaliano. Pallone messo all'interno dell'area di rigore, la conclusione deviata e calcio d'angolo. Ci aveva provato da fuori Gelardi, è rimasto giù dentro l'area un calciatore del Buon Pastore, e occhio perché Vitale non ha a disposizione altri giocatori di movimento. Il tiro di Gelardi deviato, per poco non sorprendeva lo Iacono. Si rialza Devola, nulla di fatto per lui, probabilmente una botta al viso. Quindi calcio d'angolo, forte la battuta che attraversa tutta l'area di rigore senza però trovare una deviazione vincente. Lo giudice prepara un cambio, sta per entrare Marco Lamotta al suo posto, al posto di Fazio che nella reduce da un infortunio. E proprio in questo periodo lo giudice ha provato a reinventare Lamotta da centravanti, soluzione che ha dato garanzie al tecnico palermitano, che quindi ha una nuova alternativa nelle vesti di centravanti, e dunque al 54esimo effettua il primo cambio della sua partita mister lo giudice Gammicchia. Ancora che brutta! Bravo! Eccolo Lamotta, tocca il suo primo pallone, poi Devola va via con una bella giocata, il 7 che poi prova a calciare da lontanissimo, ben distante la sua conclusione dalla porta difesa da lo Iacono. Lamotta che ha segnato anche un gol in questo campionato proprio nelle vesti di centravanti. Rimessa con le mani per la Panormus, va a battere Boatta, finisce giù Imperato, non c'è nulla, si gioca Devola, porta palla, se la allunga un po' troppo, poi Napoli bravo a chiudere Liga, poi Bellingardo riesce a stoppare il passaggio di un calciatore del Buon Pastore. Lamotta, stavolta sì che arriva il fischio di Ferrara, calcio di punizione per la Panormus, già battuto, ha cercato l'effetto sorpresa la squadra di Lo Giudice. Cutrona la tocca quanto basta per servire Imperato, che col tacco va di nuovo da Cutrona, si chiude l'1-2, ultimo tocco da parte del numero 8 centrocampista della Panormus, e quindi rinvio dal fondo per il Buon Pastore. Occhio Simo al centro, Simo. Campora, Cutrona in scivolata, Imperato si accentra e poi va dall'altra parte dove c'è Rampulla, prova ad accentrarsi dentro il cuore dell'area di rigore, viene però fermato Rampulla, vediamo se con un fallo, no, si gioca ancora Rampulla, ultimo tocco è il suo,
Rinvio dal fondo per il buon Pastore. 57esimo di partita, 2-0 a Villa Sant'Alfonso. La magliettina non mi Fallo fischiato, stava continuando a giocare il buon Pastore. Fase abbastanza confusa della partita, provare a approfittarne la Panormos con la Motta. C'è dentro la corsa di Liga, impreciso qui la Motta, poteva certamente sfruttarla meglio questa opportunità la Panormos di Lo Giudice in contropiede. Gelardi, Gammicchia, pressing di La Motta, prova a distendersi il buon Pastore con Di Marco che crossa direttamente fra le braccia di Lo Iacono. Alza le braccia, Imperato quasi a chiamare il passaggio del suo portiere. Cutrona, Botta, Bravo Marco! Tu Marco! La Motta va sul sinistro e conclude, facile per Picciocca. Tu la vuoi dire di destra no e di sinistra sì. Marco piano, Marco! Gammicchia ne ha due addosso, si appoggia a Campora che tocca per Di Marco, poi sul sinistro il tentativo di Devola, poi sbaglia in uscita la Panormos. Gammicchia con l'esterno, Napoli prova a cercare lo spazio per concludere, aveva tagliato anche Devola alle spalle della difesa avversaria. Siamo già dall'altra parte con la Motta contro 3, la Motta prova a far tutto da solo, di fatto viene fermato e quindi altro capovolgimento di fronte con Napoli che sbaglia però il passaggio sul più bello e sbaglia anche la difesa della Panormos ad allontanare questo pallone. Panormos che in casa fin qui ha vinto 6 partite, ne ha pareggiata 1 e ne ha perse 2, mentre in trasferta il buon Pastore ha collezionato 3 punti in più rispetto al proprio rendimento casalingo. Altro cambio per Lo Giudice. Tutto dipende pure quante volte per esempio i campi in cui giocate voi, quelli fuori casa, sono tutti assetti del mio posto. Esce Bellingardo, autore del secondo gol. Al suo posto Samuele Quattrocchi. Quando è volata via la prima ora di gioco, restano 30 minuti per la voglia del buon Pastore di riprendere questa partita, per la tenacia della Panormos di portare a casa 3 punti che consentirebbero alla squadra di Lo Giudice di agganciare il Trapani in classifica, vittorioso per 6-1 sul campo dell'Atena. Ferdico Marco comincia, con Marco! calma il buon Pastore. Chiaro che è ancora aperta la partita, con un gol tutto rientrerebbe in discussione. Non andare in corso. Puntalo. A spazio adesso la Panormos con Imperato che va via in mezzo a 2. Imperato, bella la giocata, ce l'ha sul destro Imperato che conclude, si fa trovare pronto Picciuca. Squillo della Panormos con Imperato. Porta ancora. Era stato bravissimo ad accentrarsi il numero 11 che ha sbloccato questa partita dopo appena 40 secondi. Bravo anche Picciuca a tenerla lì e non a respingere un pallone che sarebbe potuto diventare velenosissimo per la sua difesa. Martinez conclude, Mattaliano mura e spazza dalle parti di Picciuca.
I campi in terra fanno tutto. Gammicchia. Napoli. Boatta. Non arriva sul pallone Rampulla, conclusione poi da fuori, controllata agevolmente da Loiacono. Marco! Dietro Rampu, comincia tu ma. Ci prova il buon Pastore con Napoli che finisce giù e quindi calcio di punizione da una posizione certamente interessante per la formazione di Vitale. Due in barriera per Loiacono. Difesa della Panormus che si schiera sul perimetro dell'area di rigore, rimane solo la Motta in barriera. La battuta violenta, palla che colpisce il palo e poi si alza il braccio del direttore di gara, schietta la posizione di fuorigioco, tiro che ha sorpreso tutti, anche lo stesso Loiacono. Palla che ha scheggiato il palo e che per la fortuna della Panormus si è allontanata dallo specchio della porta, difeso proprio da Loiacono. Era fuori traiettoria di rientrare. Dall'altra parte la corsa di La Motta che riesce a guadagnare la rimessa con le mani, fa rifiatare la sua difesa. C'è Boatta che va dentro direttamente con le mani, poi Cutrona quasi con una spalla prova a ricolpirla, riesce ad allontanare la difesa del Buon Pastore. Provenza due volte, poi Martinez lamenta uno in tocco con il braccio, non c'è nulla, si gioca e quindi dall'altra parte Rampulla sgasa sull'auto di destra, prova a prendere il tempo ai difensori del Buon Pastore, si trascina però il pallone direttamente oltre la linea di fondo campo. Il numero 10 della Panormus, intervento di Quattrocchi che fa carambolare il pallone addosso ad un avversario, quindi rimessa con le mani per la Panormus. Deviazione, quindi calcio d'angolo per la squadra di Lo Giudice. Vediamo come sfrutta questa palla inattiva la squadra in maglia gialla, che riesce a rendersi pericolosa con La Motta, che però non è preciso con il suo colpo di testa. La chiama Loiacono, si fida Mattaliano, poi Loiacono alza un campanile sul quale prova ad arrivare Imperato, viene fermato. Boatta forte sempre per Imperato che non ha smesso di correre, quindi cerca di controllare questo pallone. Ultimo tocco è il suo, quindi rinvia dal fondo per il Buon Pastore. Dietro Timo! 66esimo, 2-0, decidono fin qui i gol di Imperato e di Bellingardo, sostituito circa 5 minuti fa da Quattrocchi. Gammicchia prova ad alzarla per Martinez che controlla Mattaliano due volte, poi anche di testa.
non riesce ad allontanare Liga, ci pensa a quattro occhi, la Motta, la spizza però per nessuno. Ora Luca. Campora, Ora Luca. si avvicina a lui Di Marco, No, non continua. Ok, Simo. fraseggio del Buon Pastore. Di Marco crossa dentro direttamente fra le braccia di Loiacono. Va lungo Loiacono per la Motta che prova a stoppare di petto, era difficile e infatti non riesce. Mattagliano poi lungo per la corsa di La Motta, prima di lui Picciuca, bravo a leggere la traiettoria del pallone. Porta palla Gelardi con il mancino, cerca l'apertura, non si è inteso con Lanza che stava scappando verso l'area di rigore avversaria. La Motta, difettoso il controllo. Ancora il 19 a duellare, poi sbaglia completamente l'appoggio Ferdinando Gammicchia. Credo abbia fischiato cambio qui l'arbitro e quindi rimessa per il Buon Pastore. Già battuta, deve velocizzare la squadra di Vitale quando mancano 22 minuti di partita più recupero. 2-0 il punteggio, le ultime energie, ci prova Campora che scodella dentro, Provenza poi prende posizione, Geracci, serie di colpi di testa, c'è a terra un calciatore del Buon Pastore, si continua a giocare con Di Marco, anzi pardon, trattavasi di Campora che riesce a tenere il pallone in campo. Picciuca chiama palla Campora, servito di testa, la rimette dentro per Martinez, poi Geracci allontana senza però riuscire a servire Imperato. Picciuca gioca a corto, pressing di La Motta. Ok. Torna dietro, ma elastico, ok. Esci tu ora. Prova ad entrare dentro al campo, palla al piede, Lanza, una bella giocata, allontana Provenza. Adesso è questo il copione della partita. Con il Buon Pastore che cerca di attaccare e la Panormus che si difende e quando può riparte in contropiede. Lascia scorrere Liga e fa bene perché permette ai suoi compagni di squadra di rifiatare. Sarà rinvio dal fondo per la Panormus. Panormus che sarà ospite del Vilabate nella prossima giornata di campionato nel weekend del 2 e 3 marzo. Proprio il 3 marzo alle ore 11:30 il Buon Pastore giocherà in casa dell'Academy Palermo. Nel frattempo l'errore dal rinvio di Loiacono che per sua fortuna però viene deviato da un calciatore e palla spedita direttamente oltre la linea di fondo campo. Seconda chance per il portiere della Panormus che stavolta non sbaglia. Ferdico, Campora a tagliare questo pallone, poi Gammicchia con il corpo la fa passare
altro traversone, ancora Provenza tra i migliori della Panormos in questa partita, molto attento su tutti questi traversoni messi dentro l'area di rigore. Calcio di punizione battuto da Mattaliano, che va lungo a cercare Rampulla, che la spizza, rimane lì, la Motta non trova però lo spazio per girarsi, e quindi attenzione al contropiede del Buonpastore con Lanza che prende il fondo, poi rientra dentro l'area di rigore, dice di alzarsi l'arbitro, sembrava ci fosse stato il contatto con Devola che è finito giù. Le proteste infatti dei calciatori del Buonpastore con il capitano Ferdico a colloquio con Ferrara. Da qui sembrava potesse starci il fischio e il conseguente calcio di rigore che avrebbe aperto, o meglio riaperto, la partita. Quando siamo al 73esimo minuto di gioco, sempre 2-0, il punteggio in favore della Panormos. Continua a protestare la formazione in maglia blu, in particolare con Campora, oltre che con il capitano Ferdico, che non hanno gradito la scelta del direttore di gara. Cerca invece di riportare la calma Gelardi, dicendo ai suoi compagni giochiamo, e il tempo c'è perché siamo alle 74 di partita. Mentre sta per rialzarsi Boatta, che era finito giù in occasione dello scontro con Devola. Altro cambio per lo giudice. Questo l'avrei fischiato pure io. Sicuramente lo rischiavo. Questo lo fischiavo per il mister Carlo, che se non vede sangue non fischia. L'Inter basta che cadono è giallo. Dentro con la maglia numero 13 Novara esce il capitano Davide Mattaliano. Che zoppica un po', uscendo dal terreno di gioco, probabilmente un cambio forzato di lo giudice. Si ripartirà dalla rimessa per il Buonpastore con Campora, che va dentro a cercare la testa di un compagno, e poi il sinistro vincente da parte di Gelardi, che al 75esimo riapre la partita, fa 2-1, e adesso ci sono 15 minuti tutti da vivere. Si riapre la partita qui a Villa Sant'Alfonso con il gol di Gelardi, bravo a trovare lo spazio e a concludere verso la porta di Loiacono. Palla che si è insaccata nell'angolino basso della porta. Calcio di punizione per la Panormos, barriera che sembra veramente distante. Va a battere Rampulla con il mancino, palla che spiove e si zacca alle spalle di Picciuca, dura pochissimo. Dura pochissimo il
gol del Buonpastore che aveva riaperto la partita. Ci pensa Rampulla a fare 3-1 al 77. Direttamente da calcio piazzato il gol di Rampulla. Traiettoria che ha sorpreso Picciuca. Ha superato la barriera, il tiro di Rampulla. Trattasi del quarto gol in campionato del numero 10 della Panormus, che ha ancora voglia di far male con Imperato. La palla rimane lì, proprio Rampulla di testa. Troppo poco però per far male a Picciuca. 78esimo, 3-1. È successo di tutto in questi 5 minuti di partita. Eravamo sul 2-0, poi il gol che ha riaperto le speranze per il Buonpastore con Gelardi, e poi sul cambio di fronte di fatto la punizione vincente di Rampulla. Bravo Rampu! Altro cambio per lo giudice. Bravo Rampu! Esce Imperato, Rampu! Rampu! al suo posto dentro Trapani. Bravo impanato! Bravo impanato! Bravo Simo, la posso fare da primi! Oh Simo! Una scuola qui! 12 minuti al triplice fischio. Provenza ancora una volta lui, la Motta prova a guadagnare un qualcosa, riesce a far salire i suoi compagni di squadra, poi il lancio di Geraci un po' impreciso per Trapani appena entrato. In qualche modo liga direttamente in fallo laterale. Qual è la zona più ricca di Palermo? Zona 45. C'è Campora alla battuta. Palla corta sul primo palo, Geraci allontana, calcio d'angolo per il Buonpastore. Stefano Polittino. Va Di Marco dalla bandierina. Ma Italiano già era uscito. Palla battuta dentro e palla che attraversa di fatto tutta l'area di rigore senza però essere colpita né dall'una né dall'altra squadra, e quindi rimessa con le mani per la Panormus, che ha avuto la bravura di non farsi abbattere dal colpo del 2-1 ed è stata brava a tornare avanti di 2 gol con Rampulla che sgasa destro, adesso pardone sull'auto di destra, palla messa dentro, non può arrivare però nessun compagno, ancora Rampulla che corre come se fossimo nel primo tempo, ma siamo all'80esimo. Bravo il numero 10 della squadra di Lo Giudice. Si fa vedere la Motta che finisce giù, non c'è fallo, quindi possesso per il Buonpastore. È rimasto giù un calciatore della formazione di Vitale, quindi gioco fermo quando mancano 10 minuti più recupero qui a Villa Sant'Alfonso. L'Ormus che si conferma il secondo migliore attacco di questo campionato. Erano 41 i gol fatti prima di oggi, diventano 44 con questi 3 dietro solo al Calcio Sicilia, la capolista del Girone A, che prima di questa partita aveva realizzato 47 gol. Si può giocare.
Gammicchia va profondo, dove si coordina e sfiora un gol pazzesco il Buon Pastore con Lanza che ha provato a sorprendere lo Iacono in acrobazia e stava per riaprire questa partita. Altro cambio per la Panormos. Dentro Profeta con la maglia numero 15. Fuori Geraci. 82 lo Iacono. Va profondo ma non troppo. La prolunga Boatta. Poi Gammicchia. Dopo un palleggio va da Devola. Gammicchia. Si libera di due avversari con una giocata, un cambio di fronte che permette poi di servire Campora che finisce giù, pestone di Trapani e calcio di punizione per il Buon Pastore. Ferdico scodella dentro, pallone spizzato da Provenza e calcio d'angolo per il Buon Pastore. Tante maglie dentro l'area di rigore della Panormos. Il colpo di testa vincente da parte di Martinez che all'84esimo riapre per la seconda volta la partita. Panormos 3, Buon Pastore 2, Martinez. Forza raga, concentrati a pensare a giocare. E vediamo se questa volta la Panormos riesce a reagire immediatamente, così come fatto circa 10 minuti fa. 3-2. Concentrati, dai, forza. 7 minuti, o meglio 6 e mezzo più recupero, tutti da vivere. Una partita che adesso è apertissima. Per Martinez è l'8º gol in questo campionato, lui che è il capocannoniere di questa squadra. Ci crede il Buon Pastore, deve difendersi la Panormos. Cutrona dalla Motta che prova a tenere botta, finisce giù e guadagna un calcio di punizione davvero preziosissimo per riordinare le idee e far rifiatare i suoi compagni di squadra. A battere va Profeta. 3 calciatori dentro l'area di rigore del Buon Pastore, chiaramente in maglia gialla. Profeta va a direzione secondo palo dove c'è la Motta che la tocca per Rampulla che con un tocco scarta il portiere ma poi non riesce a trovare lo spazio per battere la rete. Di Marco allontana dove c'è Devola, bravissimo nello stop il numero 7 che poi salta Boatta facendo correre il pallone al posto suo. Gammicchia accelera il Buon Pastore, Boatta di testa bravo a chiudere, poi Cutrona spazia più lontano che può per la corsa di Rampulla che riesce a tenere il pallone in campo e poi guadagna anche la rimessa. Ancora fiato per correre Rampulla, autore del terzo gol della Panormos. La Motta preferisce appoggiarsi a Trapani, poi Cutrona nel modo di calciare verso la porta avversaria ha colpito in pieno Martinez e quindi punizione per il Buon Pastore. 86esimo in corso, 3-2 a Villa Sant'Alfonso. C'è ancora tempo per le speranze della formazione di Vitale. Dall'altra parte la voglia di resistere della Panormos per 3 punti che sarebbero fondamentali nella corsa al secondo posto. La chiama lo Iacono dopo la palla messa dentro da Ferdico e fa passare secondi preziosi.
Va lungo lo Iacono, dove c'è la Motta che colpisce di testa, poi cade giù, non c'è fallo. Picciucca. Ok, aspetta, ok. Ferdico. Gammicchia. Raccoglie. Ne ha due addosso. Va da Di Marco che crossa prima di tutti Provenza. Ancora che è brutta. Bravo. Poi bravissimo Cutrona a breccare, quindi possibilità, o meglio ci sarebbe stata la possibilità di contropiede per la Panormus con Trapani, che però non ha saputo gestire bene questo possesso. 3 minuti più recupero alla fine di questa partita. Con le ultime energie il buon Pastore, bravo a mettere giù la Motta e a far correre Profeta, che però non può arrivare. Picciucca. Adesso soltanto 4 giocatori nella metà campo del buon Pastore, tutti gli altri praticamente nell'area di rigore della Panormus, chi per difendere questo risultato, chi per cercare di pareggiare i conti. Ma attenzione alla Panormus dall'altra parte con Profeta che però non riesce a mettere dentro questo pallone. Quindi Napoli va via con una giocata, torna su di lui Liga. Martinez la alza, lo Iacono con 2 pugni in uscita, anticipa tutti, si gioca, non è uscito il pallone secondo il giudizio dell'arbitro. Poi la butta da fuori di Gelardi, che ha già fatto un gol in questa partita. La Bozza, un tentativo di pressione. La Motta a campo, però il buon Pastore prova a prenderselo. Campora va sul secondo palo, cadono giù circa 2-3 calciatori, la palla rimane lì per Martinez. Lo Iacono se la ritrova fra le braccia e salva il risultato. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di partita, poi la segnalazione del recupero del direttore di gara. Cutrona non riesce a liberarsi. Poi bella la palla di Profeta, fischio dell'arbitro. Si gioca, forse è battuta in movimento, sì, quindi si deve ripetere. Tutti dentro per una delle ultime opportunità di questa partita. Alla battuta Picciucca che va profondo, palla che sfila dentro l'area di rigore. Martinez ci riprova, fallo netto commesso ai danni di Liga, che rimane giù colpito alla testa il difensore della Panormus. Fallo tattico. Questo è fallo tattico. E quindi di fatto manca solo il recupero. Vediamo di quanto sarà. Siamo adesso già al 90esimo. Mi sa dato recupero, profe. 4 minuti di recupero, 4 minuti per la voglia della Panormus di portare a casa 3 punti fondamentali per la speranza del buon Pastore, che è ancora vivo. La Motta ci prova dopo l'assist di Rampulla. Murato, Dietro. Forte Marco, ok. palla che passa, Martinez corre prima di lui, però c'è lo Iacono che la tiene lì il più possibile per cercare di scacciare le paure della sua squadra. Va lo Iacono, lunghissimo il suo rilancio per la Motta, che fa un aggancio strepitoso, poi però fisicamente viene sovrastato da Ferdico. Il tentativo di Marco finisce
oltre la linea di fondo campo, e quindi rinvio dal fondo in favore della Panormos. Va a battere lo Iacono con estrema calma questo rinvio. La Motta, la spizza per Rampulla che prova ad infilarsi tra due maglie blu, che però riescono ad uscire palla al piede. Trattasi di Ferdico che ha fatto una bella giocata. Poi torna ancora Rampulla che costringe al disimpegno il suo avversario. Attento poi Quattrocchi a mettere in fallo laterale. 93esimo, 2 minuti al triplice fischio. Opportunità per il Buon Pastore. Pallone messo dentro dove ci sono tantissime maglie. La rimette dentro poi Di Marco e allontana il più possibile Flavio Trapani. Direttamente però per Picciuca che va dentro, il colpo di testa. Si è alzato però il braccio dell'arbitro che ha visto un fuorigioco e quindi calcio di punizione per la Panormos. 1:15 alla fine, di fatto l'ultimo minuto di questa 19esima giornata di campionato. Altro pallone messo nel cuore dell'area di rigore dove prova ad arrivare Callari. Ultimo tocco proprio da parte sua e quindi rimessa con le mani per la Panormos quando mancano 40 secondi. Vediamo se verrà prolungato il recupero oppure no. La Motta è una palla fondamentale, prova a gestirla così per la corsa di Trapani. Attento Picciuca che con una giocata salta anche il 17, la rimette dentro. Liga prima di tutti, di testa. Ultimi istanti di partita con Rampulla che prova a congelarla, va da La Motta, pescato però in posizione di fuorigioco. Dovrebbe essere l'ultima palla giocabile per il Buon Pastore. Ultima opportunità e infatti Picciuca andrà dentro. Occhio Luca! Ferdico con le ultime energie. Il Buon Pastore allontana Liga, basta così. Panormus batte Buon Pastore 3-2 e conquista 3 punti importantissimi nella corsa al secondo posto. Risponde alla vittoria nel pomeriggio del Trapani. Un ringraziamento da parte di Nicolò Ciluffo per averci seguito sul canale YouTube di Sportisili. Panormus batte Buon Pastore 3-2. Grazie e alla prossima. Oh!